A Bari, per Bari Trapani, Enzo Del Vecchio. Sì, nuvole, pioggia e sole a fasi alterne sul San Nicola, con il terreno di gioco che è comunque in buone condizioni, di fronte a due squadre in crisi di risultati, con due allenatori in bilico, sia Stellone tecnico del Bari che Cosmi alla guida del Trapani. Devono fare il risultato per non rischiare di perdere la panchina. Formazioni rimaneggiate comunque tutte e due per infortuni e scadimento di condizioni. Sugli spalti circa 13.000 gli spettatori, una decina quelli arrivati da Trapani in curva sud. Bari in campo con Micai tra i pali, da Prelà, Moras, Di Cesare Sabelli in difesa, Ivan, Valiani, Romizzi e Furlana a centrocampo, Maniero e Monachello in attacco. Trapani con il secondo portiere Farelli, al quale Cosmi ha dato fiducia rispetto al titolare, poi difesa con Casasola, Pagliarulo e Visconti, centrocampo con Fazio, Scozzarella e Barilla, poi Nizzetto e Ciaramitaro, dietro le punte Citro e Petkovic. Arbitra Daniele Martinelli di Roma. A te la linea. Salernitana 0, Entella 1, siamo entrati nel 9° minuto di gioco a Salerno, linea Bari. 8 minuti e 40 al San Nicola, con il Bari che va a segnare per un clamoroso errore del portiere Farelli, che si era disteso in tuffo su di un tiro non molto difficile. La palla stava finendo a fil di palo. Abbiamo visto Farelli praticamente, quando Carlo Verna mi ha dato la linea, che sembrava aver respinto in calcio d'angolo la palla. In effetti il tiro non forte, probabilmente per un clamoroso errore del portiere, non è stato mandato in calcio d'angolo. La palla è finita in rete sbattendo sul palo interno. 9 minuti e 20, Bari 1, Trapani 0. Clamoroso errore del secondo portiere del Trapani, Farelli, al quale Cosmi aveva dato fiducia. Guerrieri, il titolare, era stato squalificato nella partita precedente finita 2-2. Oggi a sorpresa Cosmi ha schierato Farelli, che purtroppo però è stato vittima di questo infortunio. Bari 1, Trapani 0. L'autore del gol, Monachello, è andato al tiro dai 25 metri, un rasoterra a fil di palo sul quale il portiere del Trapani, Farelli, ha pasticciato. Non è riuscito a deviare un tiro che non era nemmeno eccessivamente forte. Dopo un primo tempo iniziato a ritmo blando, con il Bari che è passato al primo affondo al 9° minuto, sulla fascia sinistra Furlana ha servito Monachello, che è andato al tiro a rete dai 25 metri in mezza girata da terra sulla palla in traiettoria rasoterra fil di palo. Si è lanciato in buona copertura, in netto anticipo, il portiere Farelli, che però ha smanacciato senza riuscire a deviare in angolo, anzi facendo impennare la palla, che ha sbattuto sul palo interno ed è finita poi in rete. Un infortunio del secondo portiere trapanese, al quale oggi Serse Cosmi aveva dato fiducia dopo che nella scorsa partita aveva preso il posto dello squalificato portiere titolare Guerrieri, oggi relegato in panchina. Il Bari ha sfiorato poi il raddoppio con Moras di testa e Monachello, un gran tiro a volo tutto solo davanti al portiere. Il Trapani a sua volta ha sfiorato il pareggio con Citro, che tutto solo davanti al portiere si è visto deviare la conclusione in calcio d'angolo, e poi con una gran punizione dalla tre quarti di Petkovic, che ha colpito in pieno la traversa. Squadre ancora negli spogliatoi, ripeto, al San Nicola. Bari 1, Trapani 0 alla fine del primo tempo. E linea allo studio. Il raddoppio del Bari con un gran tiro dalla distanza, 18esimo, Bari 2, Trapani 0. Davide Ivan, il quale con un gran tiro da fuori area è riuscito a sorprendere Farelli. Ancora una volta ci è sembrato nella circostanza non impeccabile. Spalla con Arini, 24esimo, Spal 3, Carpi 0, Bari. Grazie Daniele Fortuna. Vi dicevo di un portiere della Trapani, Simone Farelli, che ancora una volta nel secondo gol non ci è sembrato impeccabile, anche per la distanza dalla quale è stato scagliato il tiro di Davide Ivan. Bari comunque in vantaggio per 2-0 sul Trapani al 20° minuto della ripresa. Studio. 27esimo. Il terzo gol del Bari. Mi dai la linea, Carlo Verna, proprio mentre Monachello, con un'azione personale, presa palla sulla tre quarti, ha saltato due avversari, è entrato in aria e con un sinistro a giro ha battuto Farelli. Bari 3, Trapani 0 al 24esimo. Carlo Verna. Mai più propizio fu il rientro in squadra di Monachello dopo un lungo stop per infortunio. La doppietta per lui è arrivata, autore del primo gol al 9° del primo tempo, e qualche istante fa autore del terzo gol. È davvero autore in tutti i sensi, perché presa palla ha saltato 3-0, scusami, 3-0 del Verona. Ganz, 28esimo minuto, Verona 3, Vercelli 0. A te. Grazie Max Zennaro. Vi dicevo di un Monachello, autore davvero di un terzo gol prestigioso, saltati tre avversari come Birilli, è entrato in aria e poi con un sinistro a giro ha battuto Simone Farelli. 25 minuti e 18 al nostro cronometro. Bari 3, Trapani 0. Studio. Salernitana 1, Entella 1, Bari.
Carlo Verna, mi dai la linea proprio mentre tutto lo stadio San Nicola, i 14.000 presenti applaudono l'uscita di Monachello che viene sostituito da De Luca. Monachello protagonista davvero oggi di questa partita, è assolutamente il migliore in campo, doppietta per lui al rientro dopo un lungo stop per infortunio, meglio non si potrebbe chiedere, mentre nel Bari c'è stata anche in precedenza la seconda sostituzione fuori Furlan dentro l'albanese nazionale albanese Basha, un Trapani nettamente sotto shock che ora vediamo sta cercando di portarsi in attacco, e Citro che stava per farsi luce in area all'altezza del dischetto, poi recupera Di Cesare che qualche istante fa ha sbagliato il quarto gol, gran tiro a volo di poco fuori misura. 40esimo, Bari 3 Trapani 0 studio. Ferrara Spalcarpi. Attenzione anche Bari che si inserisce al 45esimo esatto, dunque dopo 90 minuti senza nemmeno un minuto di recupero, con 6 sostituzioni effettuate, numerosi problemi in campo per alcuni infortunati, l'arbitro Martinelli di Roma ha deciso che non c'era da fare recupero. Bari 3 Trapani 0 il finale. La larga vittoria del Bari sul Trapani con Enzo Del Vecchio. Sì, un Bari che torna alla vittoria con la doppietta di Monachello, 9 minuto del primo tempo, 24esimo della ripresa, il gol di Ivan al 18esimo del secondo tempo, una vittoria che scaccia la crisi. Corsini in casa pugliese salva la panchina del tecnico Stellone, sconfitta pesante quella del Trapani che finora non ha mai vinto in campionato e che oggi con questa pesante sconfitta rimediata al San Nicola mette decisamente in pericolo la panchina di Serse Cosmi. La dura vita difficile degli allenatori l'anno scorso, Serse Cosmi portato in trionfo in quel di Trapani, sconfitto ai playoff solo dal Pescara, e oggi Serse Cosmi che probabilmente sarà esonerato. Noi gli auguriamo di no, ma si parla già di suoi sostituti, vedremo come andrà a finire. Linea allo studio.